Per dare una spinta sono qui a disposizione e sarebbe, credo, il miglior risultato che abbiamo potuto ottenere da questi mondiali. Aldo Tognana in un'intervista sui mondiali di ciclismo del Montello di 35 anni fa. Un volto e una storia che questa mattina si è interrotta nella sua casa di Sant'Antonino, a ridosso della fabbrica di famiglia. Aldo Tognana si è spento pochi mesi dopo aver tagliato il traguardo dei 100 anni, il 12 marzo scorso. Un cognome storico per Treviso, i Tognana, giunti nel 1775 dalla Svizzera per produrre mattoni con l'argilla dei campi a sud della città. Clarimbaldo, ma per tutti Aldo, era appena diventato ingegnere civile a Padova quando scelse di fare il partigiano nella Seconda Guerra Mondiale, diventando capo della brigata partigiana Treviso. Nel 1946 fondò col fratello Alessandro la ceramica tognana, con la produzione di stoviglie, piatti e tazzine che ancora oggi sono presenti in ogni casa trevigiana. Ma Aldo Tognana ha sempre alternato il suo impegno imprenditoriale con quello civile. Giovane consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana durante la ricostruzione, prende le redini dell'Associazione Industriali di Treviso negli anni Ottanta. La sua imprenditoria ha sempre tenuto conto della forza lavoro, in quell'ispirazione che lo riconduceva al senatore del Regno Graziano Appiani. Certo, altro industriale, un'altra epoca, ma identico settore e soprattutto attenzione alle maestranze. Fare sempre qualcosa per la sua gente. E un esempio sono i mondiali di ciclismo, che contribuì a portarle nell'85 sul Montello. Quando nel 94 anche a Treviso tramontò la Democrazia Cristiana, decise di candidarsi sindaco, temendo una voragine di valori. Industriale appoggiato dal centro-sinistra, si scontrò con il vento nuovo della Lega e l'amico avvocato della Cassa di Risparmio Giancarlo Gentilini. Ci fu un vero e proprio ring alle piscine comunali, dove però non volle indossare i guantoni davanti a quello che diventerà lo sceriffo di Treviso. Per lui la politica era un'altra cosa e per questo in seguito preferì rimanere sempre dietro le quinte, salvo per ricordare l'impegno partigiano per la Repubblica e i valori della Costituzione. Perché noi parliamo tanto, ma non è che abbiamo una società che funzioni bene, deve cambiare tante regole.